Buongiorno da Piazza San Pietro, seconda edizione della Corsa dei Santi, dovreste saperlo dopo la fortunata edizione dell'anno scorso. È una corsa, una gara sportiva, ma è soprattutto una corsa di solidarietà. Una grande corsa di solidarietà per quest'anno, gli ex bambini soldato dello Sri Lanka. Tanti bambini che vanno dai 6-7 anni fino ai 16, che dentro questo conflitto hanno combattuto. Allora adesso andiamo in pubblicità, non lasciateci, usate il tempo per mandare l'SMS 48548 da telefono fisso o da tutti i gestori dei cellulari. Mi raccomando, tra poco siamo di nuovo qui. Allora, siamo di nuovo qui a Piazza San Pietro, andiamo subito da Mimosa Martini e Gianni Aversano, perché sta per partire la stracittadina, quella che potremo correre tutti quanti noi, giusto? Sì, noi abbiamo deciso invece di rimanere fermi qua. Allora, Mimosa, Aversano, preparatevi al martirio perché sta per partire la stracittadina. Qui c'è Padre Cesare che comunque vi assisterà. C'è anche la pistola, esatto. C'è anche la pistola, benissimo. Coraggio. Fateci la telecronaca del massacro. 3, 2, 1, boom! Ci siamo! Non è partito nessuno. Passeggiata è stata l'onorevole Ma dove vanno tutti questi? Ma ci siete voi? È meraviglioso, c'è un grande calore qua attorno. Veramente molti passeggiano, se la prendono comoda. Ci è andata bene. Mi sembra una partenza un po' a passeggiata in effetti, vedo che non è che ce la stanno proprio mettendo tutta. No, ma un po' passeggiano, un po' corrono. C'è anche un bellissimo cane enorme che però cammina. Cammina anche il cane, va bene, va bene. Allora, vediamo con questo passo quanto ci metteranno a fare il loro giro. D'accordo, Ci sentiamo dopo con Gianni e Mimosa, torniamo in studio.